Montagonè, che è in pratica il sacerdote che attualmente sostituisce il vescovo. Questa è la risposta quando suoniamo al convento di San Giacomo di Veglia. Una sorta di consegna del silenzio, considerando che la curia vescovile non ha di fatto giurisdizione sul millenario convento di clausura, commissariato dal Dicastero degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica presso il Vaticano. Al centro l'attività degli ultimi anni della madre badessa Aline Pereira Gammarchi, contestata da alcune consorelle. Di ufficiale al momento c'è solo un comunicato dell'ordine che conferma di aver sollevato dalla direzione del monastero Madre Aline per aver preso delle misure ai danni di 4 consorelle senza rispettare il diritto della Chiesa e dell'ordine. Una vicenda che ha un primo atto formale nel gennaio del 2023 e per molti legato all'apertura del monastero con la produzione di Prosecco inaugurata solo un mese prima, il 9 dicembre del 2022, e ancora oggi ricordata così all'interno delle Sacre Mura. No, ma lei non mi ha visto, perché io ero qua dietro nascosta. Ah, no, perché mi ricordo che poi qui avevamo fatto una cosa. Ah sì, avete fatto la degustazione. Sì. Sì, io sentivo, ma voi non mi vedevate. Un'iniziativa che allora la badessa spiegava così. Economicamente il monastero viene sostenuto dal nostro lavoro, per cui tutto quanto entrerà servirà innanzitutto per pagare le bollette che sono altissime, ma anche per tutto il resto del monastero. Una rivoluzione per questo luogo di silenzio e preghiera, finora di fatto inviolato dalla laicità circostante. Una rivoluzione pare non condivisa da 4 consorelle più ortodosse, ma anche dal Vaticano, che dopo il primo commissariamento del 23 poi ritirato, il giorno dopo la Pasqua di quest'anno ha deciso di sollevare definitivamente Madre Aline, che per questo ha concordato un periodo di allontanamento dal monastero. Ma l'atto più clamoroso si è consumato il 29 aprile, quando 3 suore e una novizia hanno lasciato furtivamente, secondo il comunicato dell'ordine, la struttura, unendosi all'ex badessa in una località segreta. Ora all'interno del monastero sono rimaste 20 suore, mentre l'ordine attende che Madre Aline ricorra contro il decreto rivolgendosi al dicastero e non con una denuncia civile, conclude il comunicato dell'ordine religioso, dove tra l'altro non si capisce contro chi e su quali fondamenti, dal momento che tutto si è svolto rispettando il diritto ecclesiastico e che è il solo abilitato a regolare la vita monastica.